Pronti? 1, 2, 3. Partiti subito buono il segnale, vediamo chi si avvantaggia con il numero 4, ci sembra Turbine LP, poi però c'è anche Nikos veloce come al solito tra i nastri che è in seconda posizione. Turbine comunque conduce dopo 100 metri di gara, in terza posizione c'è Ravaneo Spritz, poi via via tutti gli altri. Turbine LP dunque i VP dell'Annunziata che sono tra i più seguiti al gioco, in vantaggio dopo i primi 300 metri di gara. In terza posizione rimane Ravaneo Spritz davanti a Zitrunas, 2 poi Ultrasfont squalificato. Intanto squalificato Ultrasfont. E il gruppetto procede praticamente in fila indiana dopo i primi 400 in 31,4 e ora si appresta a completare i 600 con il tempo di 47,7, quindi comodamente al comando Turbine LP nei confronti di Nikos. Tutti gli altri in fila indiana seguono il treno di corsa imposto dal leader che completa in 1.3.3 gli 800 di gara. In vantaggio Turbine LP su Nikos, poi Ravaneo Spritz, ancora Zitrunas che sposta all'esterno ma è controllato e deve subire l'anticipo di Ravaneo Spritz. Intanto 1.19.7 per i primi 1000 metri di gara. Ravaneo Spritz ora esce con maggior decisione all'esterno e punta dritto sui primi, si trascina Zitrunas, mentre il chilometro è il tre quarti di miglio in 1.34.3 e siamo sulla penultima curva. Accelera sensibilmente ora Turbine LP, seguito sempre da Nikos. All'esterno si impegna Ravaneo Spritz, seguito da Zitrunas. Alla corda c'è Vien Rose, 600 scarsi alla conclusione, il parziale in 14,7 per Turbine LP che continua a guidare a 500 scarsi dalla conclusione. È seguito da Nikos che all'esterno Ravaneo Spritz, poi Zitrunas, ancora Vien Rose lungo la corda. Siamo sull'ultima curva con Turbine LP che cerca di andarsene dalla compagnia, scende in seconda posizione intanto Ravaneo Spritz che subito per Nikos, poi Zitrunas, completamente della piegata, ingresso in retta. Turbine LP entra in vantaggio nei confronti di Ravaneo Spritz, mancano 100 metri alla conclusione con Turbine LP che controlla la situazione e domina letteralmente questo handicap nei confronti di Ravaneo Spritz. Al terzo Zitrunas, 1.16.3 sul doppio chilometro e ritorna così al successo Turbine LP, guidato con decisione da VP dell'Annunziata per il training di Vito Denunzio e di Claudio Ferri. Turbine LP 3.78 la quota totale al totalizzatore, al successo in percorso di testa in uno dei suoi schemi preferiti, cioè con i nastri sul doppio chilometro. Al secondo un ottimo Ravaneo Spritz, precede Zitrunas, mentre per il quarto, vedete, finiscono vicini il numero 6 Richelieu terzo, il numero 3 il tredicenne Nikos.